Noi siamo partiti come falegnameria, quindi dal restauro all'allestimento in chiesa per i nati e altre cose, no? Beh, io e mio fratello avevamo la passione per musica, lui suonava il pianoforte e io avevo attaccato a studiare da privatista, a studiare canto. Viene unito un po' la passione dal legno e dai lavori manuali a questa passione per musica e così questa roba qui mi ha portato a conoscere il maestro Giovanni Canciani. Una via là lì, abbiamo deciso di telefonare e abbiamo chiamato il maestro, abbiamo mandato se poteva andare a Talu e chi aveva voglia insomma, di imparare un po' tutto che riguardava gli strumenti musicali e lui è stato ben felice insomma, di fare la via e così è entrato là a parlare e lavorava in la buon'ora qui e dopo mesi manco un 3 via per settimana e la vin via da lui e solo la sua guida faceva in restauros dei sia strumenti che l'ha esposto al museo La Mozartina e così cominciate un po' a imparare ciò che riguarda tutta la parte fonica dello strumento, quindi la produzione del suono, visto che il lent aveva già insomma le conoscenze, no? E ci si è concentrato sul creare nuovi strumenti. La passione era stata e c'era in questo lavoro di tirare fuori il mio che poteva dal suono, di ciò che facevo. E c'era di far cantare e suonare strumenti che facevo. Praticare il clavicembalo, a differenza appunto dal fortepiano e dal pianoforte, viene la squadra che viene impicciata, quindi il suono a me più è una chitarra rispetto al pianoforte, no? Questa stecuta si ha un disegno da questa linguetta che è in carpino bianco invece, all'infilato che spiccio il plettro, che all'IDV insomma si dà per materiali sintetici, no? Perché durano di più, però insomma il team questo piccolo plettro che all'era ricavato da splumas di animali, quindi da splumas di corvata, da splumas di tacchin, di otia, insomma a seconda dice che il costruttore aveva a disposizione. E quando io fracchi il tasto praticamente questa stecuta che si chiama salterello appunto perché quando io fracchi al salta il plettro va a picciare la corda e quando io lascio il tasto il salterello torna a sbassarsi e torna praticamente in posizione di riposo e è pronto per tornare a suonare. E viene un po' classato ciò che riguardava il restauro di pianoforte e altri strumenti e viene cominciato proprio a costruire clavicembalos su commissione di privati, musicisti e dopo anche di scuole, no? Di musica, no? E conservatori. Il cliente si basa su un modello che magari è conservato in un museo a Torpa l'Europa. Noi facciamo arrivare i disegni e dai disegni si mettono a studiare insieme e dopo... E lo ridisegno al computer perché c'è che non arriva al rilievo che è stato fatto con che strumento è stato restaurato. E sono disegni tecnici, però essendo fotocopie le misure non sono mai precise. Quando viene ad attaccare un strumento, un viaggio che viene il progetto, viene deciso come farlo, e partiamo con il legnamp. Il legnamp non si può dire, lì c'era anche le staglie dal bosco. Viene in contatto con un boscador e via, con segherie, e si può dire, comprare addirittura anche la taglia. Lì non scegli, lei la compra. E la facciamo se come che viene voglia. Diciamo che dicono a segacci, diciamo te ala. Con la felicità della segheria. Sì, perché di solito il team che ha una taglia con noi, ante a resvinci normalmente, e partendo di lì, scelgono il legnamp, perché ogni strumento ha un taglio differente dal legnamp,
E di ahí partin e i tachin a tirare fuori due toc, che io lascio posare un po' e dopo io lavorin. I tirin sulla cassa e dopo arrivano a tavola armonica. La tavola armonica è il lente che è il più, diciamo così, più pregiato, è il lente che al suona, che è il lente più difficile da chiattare e che viene proprio scelto in maniera più accurata, ha una sessione particolare e è quel che dopo va, diciamo così, a produrre il suono. La tavola armonica, che strumento che è, non è che spicciul fassoletta che di lenti, insomma, no? E quindi il suono è un grum morbido, no? È un grum morbido, il suono è un grum dolce. Diciamo che su strumenti così, insomma, si chiama tanta musica di tipo un parduccio in Schubert, no? E questo appunto è stato il nostro proprio primo strumento, infatti vi vengono tutti il numero di serie 0001, insomma con questa lungimiranza, ecco. La nostra attività non è nome strumenti nuovi, ma appunto continuiamo con il restauro, insomma come si impartisce con i maestri canciani. E, per esempio, insomma, restauriamo fortepianos, clavicembolos, infatti come i vari insomma, entro l'anno fanno un restauro per il Conservatorio di Trieste, il Conservatorio Tartini, e vorremmo di restaurare un clavicembalo, quindi diciamo un restauro a vonda consistente, ecco. Quando tu lavori sulla tavola armonica, quindi tu plani come che stai facendo comunque si lavora qui, e tu pensi già, tu ti immagini già il suono che tu vuoi svegliare lo strumento e questa roba un po' dopo ti dà i risultati che tu cerchi, ecco. Sono strumenti artigianali e quindi ogni strumento ha la sua voce, no? Di conseguenza questo fa sì che il musicista ha il suo strumento, lei non messo, cioè è personale e è unico diciamo, al mondo, no? Anche io sono al mondo dal maestro Canciani, in Mozartina, che è la creazione del maestro Canciani. Nasciuto dal 1936, alla passare la sua vita a Torino, soprattutto, no? E la vivo di arte e di musica, soprattutto. Però dopo, quando lei è in pensione, le torna qui a Paular, alla portata tutta questa spettacolarità, da sua bravura, la portata qui a Mozartina. Lui l'ha creata da fondo a fuori. Questa è una chiesa dal 1700 che è stata completamente ristrutturata e il maestro l'ha implanta di strumenti portentosi, per esempio chi di me è l'organo testa. Lei è un esempio formidabile di ingegneria organaria, perché ha spazi di manco di 1 metro quadri, al ciuma denti 320 canas, che in teoria non vorresti neanche di suonare. Esistono 3 esemplari di questi organi in tutto il mondo, 3. Però questa qui è l'unico funzionante. Che altri 2 sono a Roma, ma sono museo. Questa qui si può suonare. Ho suonato questo magnifico organo testa
Giovanni Battista Testa, che maestro Giovanni Canciani ha restaurato, recuperato da un rudere negli anni '80 a Torino. La mozartina è inserita perfettamente nella grande tradizione della musica in regione, perché nella nostra regione Friuli Venezia Giulia ci sono importanti tradizioni, laboratori di strumenti, sia del passato che anche recenti. Qui alla Mozartina è presente anche un clavicembalo prezioso. L'Auditorium della RAI di Torino ne aveva due. Dopo tanto uso, dopo tanti anni, avevano qualche problema di funzionamento meccanico e il maestro ha saputo restaurarli, quindi li ha acquistati e li ha restaurati. Recentemente però questo clavicembalo aveva bisogno di una revisione. Questa revisione è stata fatta da due allievi del maestro, Michele Leita e Alessandro Leita, che venivano qui a imparare appunto l'arte cembalaria del restauro. Questo clavicembalo ora è qui alla Mozartina e funziona. Ci siamo ancora in un'altra sala della Mozartina, nella camera da letto, che però è adornata di strumenti ad arco, i violini della liuteria. In Carnia questi strumenti venivano utilizzati in modo un po' diciamo minore rispetto agli strumenti a fiato, però nelle bande e nelle orchestre di una volta c'erano anche i violini. Il nonno del maestro Canciani, Neto, faceva i violini, era un liutaio. Qui in questa cameretta possiamo osservare altri strumenti della tradizione anche molto lontana, orientale, per esempio sarangi e ramsinga, che sono due strumenti del Nepal. Poi c'è un liuto e un violino dell'Ottocento. Sono Luca Zerilli e questo è il laboratorio in cui lavoro a Udine e costruisco i miei violini. Il violino è fatto fondamentalmente dal fondo, dalla tavola, dalle fasce e poi dal manico. E queste parti sono tutte scolpite dal pieno, cioè per fare il fondo si scolpisce proprio da un pezzo pieno, si parte da qua, lo si taglia, si scolpisce la parte sopra e si scava all'interno lasciando lo spessore corretto, che è molto importante per il suono. Stessa cosa per la tavola, con la differenza che ci sono i fori per far uscire il suono e che è di abete invece che di acero. Le fasce sono di acero e sono piegate, sono delle fasce molto sottili, 1,5 millimetri circa, anche meno in realtà. Sono piegate in una forma e fissate appunto con la colla, con questi zocchetti. Dopodiché, una volta chiusa la cassa, si incomincia la costruzione del manico. Anche il manico è scolpito dal pieno, partendo proprio da un blocco intero di legno. Si taglia la sagoma, si disegna il riccio, ci sono alcuni trucchi per tracciare, però è molto lasciato all'occhio e all'esperienza del liutaio qua. Per fare un bel riccio non ci sono grossi calcoli matematici, ma c'è purtroppo solo l'esperienza che ti permette di fare un bel riccio alla fine, e questo è il risultato. Lavoro anche con i musicisti locali della regione o sloveni austriaci. La cosa più difficile è trovare uno strumento che possa andare bene per il singolo musicista, perché è una scelta molto personale comprare uno strumento. Cioè sono tutti diversi ovviamente, essendo fatti a mano, con legni diversi, e quindi uno può essere più pesante, più leggero, al manico più grosso, più fine, che abbia un suono più aperto, più chiuso, più brillante, oppure più rotondo, oppure più cupo. Ci sono 1000 variabili che influenzano il suono e che concorrono a costruire il suono.
e quindi ovviamente il musicista deve trovare per sé il suono giusto. Mi ricordo queste differenze tra i suoni di vari strumenti, mi ricordo che erano molto importanti quando suonavo con Alessandro, che ogni tanto passa a trovarmi e facciamo una chiacchierata. Oi, allora, Mandy, Oh, buongiorno. stato così? Adesso sto per rimontare questa viola, che è uno strumento che avevo costruito nel 2022 ed è da poco rientrato dalla Danimarca, dove è stata con un musicista per quasi un paio d'anni. C'è pa' freddo. Sì. Ma cosa hai cercato di fare? E adesso, siccome è stata suonata per quasi 2 anni, ha le corde vecchie, e gli ho fatto un ponticello nuovo. Ma sento una roba, ma una volta dopravi che la fare qui per suonare o dopravi in altre maniere? No, una volta nel Settecento si suonava senza la mentoniera, suonavano musica diversa, a volume più basso, non c'erano Ecco, grandi vorrei giusto orchestre. domandarti, perché con il budiera questa dall'acciare, insomma, di sicuro suoni di mancul, no? Sì, Immagini. ma non Poi- c'erano le grandi orchestre dell'Ottocento e del Novecento. Ma insomma che anche tra una viola moderna come che ha, con l'inclinazione per gli sguardi in acciaio e tutto così, uno può decidere di se fa repertori chiamerali oppure tardo barocco o di classico, no? Per il classicismo, può decidere di mettere gli sguardi in budiel, no? E ottenere un suono più chiaro, forse, non sai. Sì, certo, infatti si fa. Si ottiene un po', diciamo, una via di mezzo fra lo strumento barocco al 100% tradizionale e uno strumento moderno un po' adattato, però sicuramente le corde in budello hanno un suono completamente diverso. A tu come di accordare la viola? Sì, adesso le corde sono messe, la accordiamo. Pues, siete pronti? Dai, come tu di far sentire altro? Passami per piacere quello a sinistra. Ecco, maestri, tu ditindilo tu. Ecco qua. Adesso la accordiamo più precisamente. Aureli. Ecco, così è accordata. Qui ci troviamo nella sala carnica della Mozartina che è stata dedicata agli antenati del maestro e molti di loro, per esempio il nonno, anche papà del maestro, erano suonatori, erano musicisti e i loro strumenti erano strumenti a fiato, perché noi sappiamo che qui nelle nostre zone c'è una grande tradizione della banda dei fiati che ancora oggi esiste, la banda di Paolaro, che appunto prevede largo utilizzo di strumenti a fiato. Ecco, qui abbiamo un bellissimo flauto traverso, poi c'è un Chalamet, questo clarinetto del 1700 che è proprio così, tocca la fine dell'era di Mozart, e Mozart ancora fa in tempo nel 1791 a comporre proprio un concerto per clarinetto e orchestra, e questo è proprio il clarinetto dell'epoca di Mozart. Poi c'è un flicorno che è un misto tra corno e tromba, che proprio è uno strumento molto utilizzato nella banda. Allora,
Hai pronta? Puoi iniziare che io voglio brasante. Tu hai fatto intanto... Non preparare le macchine per Ok. fare il fuoco. Ok. Io ho cominciato come da strumento dall'89 e che volte io e Nino già suonavamo insieme. Siamo sempre stati tanti leali, tanti amici e dopo disegno che lui ha sempre lavorato al campo di meccanica di precisione, ha sempre fatto lavorazioni meccaniche e dopo le date in Venezuela, dal 2014 che è tornato qui, io ho detto, Viodmo, tu hai fatto tutto che tu potevi fare in meccanica, tranne le tue due passioni insieme, meccanica e strumenti. Vieni a lavorare con me. È come musica. E come vuole capo. Facendo tutte le attrezzature state autocostruite perché non si chiate. Cioè, veramente Sì, è difficile. no anche robisca, quindi il costruttore ha di farsi le sue attrezzature, cioè lo di inventarsi e fare. Insomma, qui va bene. Lui è l'unico essere umano che capisce che io andai al chiave. Ecco. E dopo lo mette in pratica. Le vonde mat come me per arrivare a mettere in pratica le mie follie. Io ho sempre fatto riparatore, però era questa passione di costruire sax e trombes e ho cominciato nel 2014, ho cominciato a progettare e attaccare i primi esemplari come trombes disegno simpatista dal 2015 e ho fatto tutta una serie di sperimentazioni, di ricerche, di robe soprattutto in campo metallurgico. Sui materiali, c'è maniera che reagiscono i materiali, ho fatto veramente una bella ricerca e dopo ho cominciato a fare sui strumenti. Il sax è venuto un momento in dopo, anche perché è un lavoro più complicato come costruzione, sono tanti componenti, sono tanti particolari da tenere sotto controllo e quindi il disegno si è partito un momento dopo e dal 2018. Sì, ho infatti i primi prototipi di disegno delle linee RB e come sono in produzione. Io ho suonato il sax, non suonava le trombe, però proprio perché, visto che io non ho mai suonato le trombe, le vedo di un altro punto di vista, quindi magari gli faccio domande, cioè ho visto robe che magari lui non vede perché si dà per scontate e le stesse robe Nino con me, perché lui non l'ha mai suonato al sax e quindi mi dice ma perché così? E magari lei viene in fuori si dà geniali. De Gaulle arriva a due semiege e al pidio al vignare sacchioli strumenti, a vignare schi. Puoi dire tu? Sì, Ok. ma scusa, Gian alven a Due semiege. A due semiege, Due semiege, ok. se no un per più tardi. Ok. E a Lipio, al ven, il giovane brasiliano, al vignare o sul tardi o domani mattina. Se tu puoi dire tu? Qui dentro io sono l'impiegata, mi occupo dalla parte commerciale e dalla parte social. Però la parte più bella del mio lavoro è sicuramente la musica di sottofondo più o meno ogni giorno. E il bello in chi modo di poi è
qualche musicista suonano, che sono veramente bravi, e tu lavori senza avere nessun stress, anzi, tu lavori anche migliore, tu ti rendi conto dopo un momento che stanno suonando, che veramente stanno suonando, e che ti fa bene all'anima, tanto è vero che io sono veramente contenta di venire a lavorare, perché il motivo fa chi. Come siamo arrivati alla fine del percorso, quindi ho veduto là di là Cimuca al nas a sassofono, come siamo alla parte finale che è l'assemblaggio. No? Praticamente come io ho tutti i tuccos pronti e sto preparando per montare insieme le parti disegno meccaniche, tutti i tocchi in movimento, insieme col post che è calchi. No? Che viene già preparato tutti le sustis, come sto preparando tutte le classi, o ven queste guarnizioni che si chiamano tampons, che come ho la rai a incolare, e dopo alle pronte di montassò. Ecco, perché è un po' ciò che sto facendo come. Con le riparazioni sono sempre girato attorno ai festival in mezza Europa e quindi disegno con tantissimi musicisti. Proprio per sensibilità che sta sviluppando Tajans all'ascolto, eccetera, disegno hai le fortune di avere gente che si fida di noi e che ha il piacere di venire a testare i nostri prodotti, insomma. Anche perché il nostro è un prodotto artigianale, cioè o sono multinazionali con budget milionari o sono appunto realtà piccinine come le nostre, le che vengono disegno al musicista alla ricerca di algo di particolare.